Ma una bella brioche con latte condensato e Nutella, voi ve l'avete mai mangiata? E già, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Per fare la brioche con latte condensato ci vuole il latte condensato, quindi iniziamo 200 g di latte condensato, 2 uova, 10 g di sale, una tazzina di latte con 10 g di lievito di birra fresco, 50 g di burro morbido, 300 g di farina Manitoba e 200 g di farina zero e un barattolo di Nutella. Mentre prepariamo l'impasto, la Nutella la mettiamo in frigorifero. Cominciamo: farina, 2 uova, il sale e il latte condensato. Ecco qua, versate tutto insieme e iniziate a fare o prima misca Francesca. Poi aggiungiamo il burro che si era ammorbidito e il latte con i 10 g di lievito e facciamo una miscata. Quando avete ottenuto una bella pallina così, una bella palla, perché questa è una pezza di palla grossa, come i gente che dicono il palla così, la mettete su un piano di lavoro e la continuate a lavorare. Quando avete ottenuto una bella palla così, liscia, omogenea, guardate che non si attacca, vedete? La mettete nella stessa ciotola che avete fatto l'impasto, ecco qua, così. Ci facete una bella croce a coppa, così, e la coprite con la pellicola e la fate riposare fino al raddoppio del suo volume. Eccolo qua, è cresciuto. Mo' lo dividiamo in tante piccole palline. Ecco qua, abbiamo ottenuto le nostre palline. Adesso su tutte le palline vado a fare un buco al centro con il cucchiaio e poi da tutti i pertusi che ho già fatto, in tutti i buchi che ho fatto vado a mettere la Nutella. Siate generosi, abbondati, facete per chiuso che si ci mettete, ci ho trovato. Ecco qua, io ho coperto tutte le palline che ho fatto con la Nutella. Ora pigliamo un bello ruoto, bello rutiello e sto sceriando un po' di burro dentro. E poi andiamo a chiudere tutte le palluccelle che abbiamo fatto. Sto un po' pigliato collera, ragazzi, perché ieri una signora, sapete che mi ha scritto, mi ha fatto TikTok, ha detto: ma tu vai in pizzeria congiata così? Io le dicevo: signor, ma perché? Mi hai visto a nudo? Ha fatto qualcosa di male? Ma non lo so, io non riesco a capire. E adesso un'altra mezz'oretta di riposo nel forno spento. Ecco qua, guardate come sono venuto bello. È passata la mezz'oretta di riposo, stanno fatta la pennichella, mo sbatto un uovo con un po' di latte. Ci vado a fare una bella sciorignata su tutte le briochelle, così, vedete? Molto bello. Forno per 45 minuti a 175 gradi. Eccola qua, ragazzi, è pronta. Voglio dire solo una cosa alla signora che va che me ne hanno conciata così e me ne va che rinda la pizzeria. Signora bella, ma ricca, pulizia, sistemazione, onestà, ma soprattutto decoro. Ok? Un bacio e mo buon appetito a tutti quanti.